Mister Cacciatore lo aveva detto alla vigilia, con la Luparense non sarà una partita facile, la previsione è stata pienamente rispettata. Ma il Treviso, che in questa stagione ha imparato a ribaltare anche le situazioni più complicate, è andato sotto nel primo tempo, ha acciuffato il vantaggio a 10 minuti dalla fine, mantenendo da capolista i 4 punti di distacco sul Dolomiti Bellunesi, che non ha mancato il colpo contro i bergamaschi del Real Calepina. Nella prima frazione di gioco in campo è scesa una formazione che non ha saputo essere efficace, come ha poi ammesso lo stesso allenatore biancoceleste, tanto che al 27esimo sono stati gli ospiti ad andare in gol con Duminica. Lo spartiacque è stato l'intervallo. Al ritorno in campo, Cacciatore cambia tre pedine e il gioco per il Treviso finalmente ingrana. È Aliu al 19esimo a procurarsi il rigore che Posocco trasforma, riportando la gara in parità e venendo subito dopo sostituito con Gioè. Turnover fortunato perché è proprio Gioè al 35esimo su assist di Borghesan a infilare in rete il pallone del 2-1 che vale ai trevigiani il 17esimo risultato utile consecutivo. E una testa della classifica solida in vista della trasferta di Bassano di sabato, con i bellunesi che dovranno vedersela invece con il Portogruaro, mentre la terza del girone, il Campodarsego, rimasto a 8 lunghezze dai biancocelesti, scenderà in campo il giorno dopo, domenica, a Este.